Per la maggior parte degli italiani sono due le date simbolo della Seconda Guerra Mondiale: l'8 settembre 1943, giorno dell'annuncio dell'armistizio e il passaggio dall'alleanza dalla Germania nazista agli alleati, e il 25 aprile 1945, ancora oggi celebrato come il giorno della liberazione e della vittoria del fronte guidato dal Comitato di Liberazione Nazionale. Tuttavia, per capire meglio il luogo in cui ci troviamo oggi, c'è un'altra data fondamentale: il 6 aprile 1941. Quel giorno le truppe naziste, seguite da quelle italiane e ungheresi, invasero la Jugoslavia. Gran parte dell'attuale Slovenia venne inglobata all'interno della provincia italiana di Lubiana, che andò ad affiancare quelle di Fiume e dei territori istriani e dalmati, già parte del Regno d'Italia. Da quella data scaturirono tutti quegli eventi che avrebbero caratterizzato gli anni successivi: la guerra dell'esercito jugoslavo contro gli occupanti, la guerra civile interna alla stessa Jugoslavia, lo sterminio degli ebrei e degli oppositori politici, fino al dramma delle foibe e l'esodo degli italiani dai territori istriani, giuliani e dalmati. Oggi il nostro viaggio nel tempo parte da Gonars, in provincia di Udine. Siamo nel bel mezzo della Bassa Friulana, che tuttavia conserva un pezzo della storia contemporanea del Friuli Venezia Giulia. Ci ha raggiunto qui a Gonars il professor Andrea Zannini, storico presso l'Università di Udine. Professore, oggi qua siamo nella campagna della Bassa Friulana, tuttavia è un luogo che conserva una memoria pesante, importante. Ci può dire qualcosa in più? Beh, è un luogo che conserva una memoria difficile. Dobbiamo partire dall'aprile 1941, quando l'esercito italiano invade la Jugoslavia e si trova di fronte a una guerra difficile. Molte persone lottano contro l'occupazione italiana, e questo è un luogo dove verranno internati militari e civili dalla Jugoslavia. Si organizza una rete di campi tra la Dalmazia e l'Italia, e quello di Gonars sarà il campo di internamento in cui verranno tenuti prigionieri una quantità considerevole di persone. E chi erano gli internati? Allora, in una prima fase erano soprattutto militari e dissidenti, professori, intellettuali. Poi dall'estate 1942 soprattutto civili, delle zone che furono letteralmente evacuate e le popolazioni furono deportate. Si arrivò ad avere fino a oltre 5.000 civili, e nel complesso, nei 2 anni di attività del campo di internamento di Gonars, parliamo di 6.500 internati. La gran parte di questi alla fine erano donne e bambini, gli uomini erano nelle montagne che facevano i partigiani, e si registrò una mortalità dell'ordine del 10%. Pensi che arrivò qualcosa come un centinaio di donne incinte, e 4 su 5 di quei bambini morirono al parto nelle prime settimane di vita. Questo perché le condizioni di alimentazione e di vita, c'erano solo tende e baracche durante l'inverno, e di malattie furono veramente terribili. Una pagina che cerchiamo di cancellare della nostra storia, tanto è vero che per arrivare qui non c'è un cartello, non c'è un'indicazione, è una sorta di non luogo, come ha detto lei, nella campagna friulana. Ci siamo spostati al cimitero di Gonars e ci accoglie Marco Sicuro, storico e membro dell'Associazione Stradalta di Gonars. Innanzitutto grazie per essere qui con noi. Ci può spiegare il perché di questo monumento? Sì, questo monumento all'interno del cui ci troviamo si tratta di un sacrario memoriale dedicato agli internati del campo di concentramento di Gonars. Parliamo di circa 500 persone che hanno trovato la morte all'interno del reticolato.
ed è stato realizzato nel 1973 su volontà della Repubblica Jugoslava e su incarico affidato allo scultore serbo Miodrag Živković, che ha realizzato questa sorta di fiore i cui petali in lamiera inossidabile ci circondano e racchiudono all'interno in due cripte, che sono esattamente ai nostri lati, le urne con i resti di queste persone che hanno trovato la morte. E questo monumento è inserito all'interno di percorsi di valorizzazione? Sì, certo, fa parte di un percorso di valorizzazione della memoria storica del periodo della Seconda Guerra Mondiale all'interno del più ampio cerchio della storia del confine orientale e vede oltre il sacrario memoriale e il sito sulla strada alta di questo ex campo di concentramento anche il campo di concentramento di Visco all'interno degli stabili della caserma Sbaiz o la più tristemente nota caserma Piave di Palmanova, che è stato un famoso e tristemente noto centro di repressione antipartigiana in questa zona. E oltre a questa rosa che ci circonda abbiamo anche le steli con i nomi di tutti i caduti e di tutte le persone che sono morte qui all'interno. Non solo in regione c'è stato uno dei pochi campi di concentramento fascisti in Italia, ma anche l'unico campo di sterminio nazista. Questa storia tuttavia ci porta a Trieste, quando Trieste non era Italia, ma Großdeutsches Reich. Dopo l'8 settembre e l'armistizio, le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana finirono per essere incluse all'interno della zona di operazioni del litorale adriatico. Questo territorio, teoricamente parte della Repubblica Sociale di Mussolini, in realtà venne sottoposto al controllo diretto dell'amministrazione militare tedesca, divenne quindi di fatto Terzo Reich. Questo spiega perché, ad esempio, il campo di concentramento all'interno della risiera di San Saba, che ospitò soprattutto oppositori politici ed ebrei, funzionò anche come campo di sterminio. Qui venne costruito un forno crematorio e vi morirono tra le 3 e le 5.000 persone. Il nostro viaggio nel tempo continua quindi a Trieste, a Rione di San Saba. Siamo all'ex fabbrica per la pilatura del riso, che oltre ad essere risiera di San Saba e monumento nazionale, ospita anche il museo civico che racconta un pezzo della storia contemporanea del Friuli Venezia Giulia. Ci accoglie qui al museo civico della risiera di San Saba la dottoressa e conservatrice del museo Anna Kreklic. Innanzitutto grazie per la sua disponibilità. Dottoressa, io le voglio chiedere quali sono le motivazioni per cui la risiera è stata elevata a monumento nazionale? Un passaggio molto importante, quello della dichiarazione di monumento nazionale, perché apre la stagione memoriale e monumentale della risiera di San Saba. Quello che mi fa piacere ricordare è che la dichiarazione di monumento nazionale parte da un'iniziativa della città di Trieste, perché il sindaco di Trieste nel 1962 a dare il primo avvio alla dichiarazione di monumento nazionale. E qui, sin dall'ingresso, c'è stato un lavoro piuttosto approfondito dal punto di vista architettonico. Ci può dire qualcosa in più? Allora, la risiera così come la vediamo oggi è il frutto di una imponente ristrutturazione che è stata fatta nei primi anni 70 su progetto dell'architetto triestino Romano Boico. Una trasformazione in senso monumentale. Il progetto di Boico è pensato proprio per coinvolgere il visitatore sin dal primo passo che muove all'interno della struttura. Il corridoio d'ingresso infatti è concepito da Boico proprio per essere molto coinvolgente, appunto.
monumento, così come lo spazio interno e la scelta di utilizzare i muri di cemento armato per delimitare il monumento nelle parti in cui non ci sono più gli edifici originali, che sono stati demoliti proprio in occasione delle ristrutturazioni, lasciando in piedi soltanto una parte della vecchia struttura della Risiera di San Sabba. Quali sono le politiche di divulgazione, più strettamente anche nel campo turistico, di accoglienza del visitatore per un luogo così sensibile? È stato pensato proprio per essere didattico, per avvicinare sia gli studenti che insomma il pubblico tutto alla conoscenza del luogo. Le iniziative che noi mettiamo in campo sono numerose, fra queste ci sono le mostre temporanee e questa è la linea che noi stiamo seguendo, cioè lavorare dal punto di vista scientifico in maniera impeccabile, portare avanti la ricerca, ma poi tradurre questa ricerca in delle mostre, dei cataloghi che possano essere comprensibili per tutti. Prima di concludere questo breve viaggio nel tempo, io vi voglio invitare a visitare gli altri luoghi che raccontano altri momenti della Seconda Guerra Mondiale in Friuli Venezia Giulia.